Oggi 15 novembre 2015 a San Giovanni La Punta, che è un paese, che non è un paese quello, c'è questa manifestazione è dedicata al nobilissimo carretto siciliano, nobilissimissimo. Qua ne abbiamo alcuni esempi, non so se mi sposto così lo inquadri, ecco, la piazza di San Giovanni La Punta è piena, che è un po' una novità, perché di solito di mattina a quest'ora sono le 12 meno un quarto quasi, invece la popolazione ha aggredito, c'è artigianato, c'è arte, c'è pittura, c'è scultura, viva la cultura, viva lo spettacolo, viva la gente di buona volontà. Ciao! Vieni. Sono sculture in pietra lavica, questo è un mestiere antichissimo. Questo tipo di pietra ormai è diventato raro perché viene chiamata occhio di pernice, ma ci permette di fare tutti questi tipi di lavori così particolari. La mia attività consiste nel dipingere. Io sono un pittore che negli ultimi anni si sta dedicando a portare avanti anche quella che è la nostra cultura, non solo siciliana ma anche locale di Aci Sant'Antonio nello specifico, che è riconosciuta come la culla del carretto siciliano. Da maestro della pittura, le battaglie senza fine, cristiani e saracini, ogni tipo di duello sotto le mura del castello, i pennelli, dei colori, e quando capo da pittore, il suo cuore in tropetto, batte forte, pocaretto.